Quali sono le prospettive future per il trattamento percutaneo delle valvulopatie nello sviluppo della cardiologia interventistica? Le prospettive future del trattamento percutaneo delle valvolopatie non sono altro che un continuum con il presente. Ad oggi trattiamo il restringimento della valvola aorta, la stenosi della valvola aortica e quindi la stenosi aortica con tecnica transcutanea, con tecnica cosiddetta TAVI comunemente. Inseriamo attraverso l'inguine una valvola e sostituiamo la valvola ristretta dando al paziente la possibilità di miglioramento clinico e di aumento della durata di vita. Ad oggi ci sono moltissime valvole, la tecnologia ci sta molto aiutando nell'introdurre nuovi device in maniera che per ogni paziente riusciremo ad avere la valvola più adatta. Per quanto riguarda le altre valvole, soprattutto la mitrale e la tricuspide, c'è molto interesse, c'è un interesse sia di noi medici, sia delle company che stanno sviluppando dei device che ci aiuteranno nel futuro a ridurre e migliorare a migliorare e allungare l'aspettativa di vita dei nostri pazienti con dei vizi valvolari sulla valvola mitrale. Ad oggi già abbiamo dei meccanismi di riparazione percutanea che sono in uso, avverranno presto, spero, diciamo in maniera fruttuosa, altri device che ci permetteranno di sostituire la valvola in questi pazienti. Così sarà per la tricuspide e quindi che diciamo, una valvola che difficilmente viene trattata dal cardiochirurgo, che ci permetterà di migliorare di molto la qualità e la quantità di vita di questi pazienti affetti da valvolopatie.